Vedremo un futuro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, piuttosto tranquillo. Ma evidentemente questo futuro, come al solito, dipende dai nostri comportamenti e nei nostri comportamenti inseriamo l'utilizzo delle, mascherine, ma soprattutto, la vaccinazione, che non deve essere, persa di vista. Lo scenario finalmente sta cambiando e la stessa linea intrapresa dal governo con l'ultimo decreto convince buona parte del mondo scientifico. Green Pass illimitato per chi ha la terza dose, ma anche le nuove regole per la scuola con la riduzione dei tempi di quarantena e la DAD circoscritta ai soli studenti non vaccinati. Previsione quest'ultima che ha provocato i distinguo della politica, con la Lega che ha parlato di una discriminazione strisciante tra i banchi e non ha partecipato al voto in Consiglio dei Ministri. Dal punto di vista rigorosamente scientifico, Guerriero, epidemiologo dell'Università di Verona, ribalta la prospettiva. Io non la vedo come una possibile discriminazione, la vedo in maniera completamente opposta, cioè, ma non solo per gli studenti, per tutte le persone. Le persone non vaccinate devono fare assoluta attenzione, quindi è una misura di protezione quando il non vaccinato viene tenuto lontano da un possibile contagio, perché attualmente sappiamo che questo virus può mordere e anche molto forte le persone che non hanno alcuna protezione. Sullo sfondo lo studio condotto sulla popolazione del comune di Verona dall'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar accanto al comune, ULS 9 e azienda ospedaliera. Indagine che se da un lato conferma come il 93% dei veronesi sia protetto, merito soprattutto della vaccinazione, dall'altro evidenzia come il restante 7 sia ancora vulnerabile. Il 7% dei veronesi quindi risulta ancora vulnerabile e il 7% di una popolazione vasta come quella di Verona, che ammonta grosso modo a 260.000 persone, potrebbe voler dire ancora tante migliaia di infezioni e ancora tante decine di morti. Considerazione quest'ultima che non riguarda soltanto Verona, da qui l'appello a procedere con la campagna di immunizzazione anche tra i più giovani.